Serie B-Win. Appassionati. Buon pomeriggio amici della Serie B-Win da Alessandro Lettieri. L'ultima giornata di campionato a Liberati per Ternana e Padova sarà l'occasione per festeggiare la salvezza, soprattutto per gli umbri davanti al proprio pubblico. Entrambe le formazioni arrivano da 3 pareggi consecutivi. La Ternana ha messo in fila 4 risultati per 1-1 nelle ultime 5 gare, mentre i veneti non perdono da ben 7 partite. Sinigaglia potrebbe anche calciare, finisce a terra, sarà calcio di rigore per la Ternana. Il fallo di Della Fiore. Vitale, il mancino spiazza Silvestri e dunque il gol della Ternana. Eccolo il gesto eloquente di Vitale, 10° gol in stagione per lui. Profondo nuovamente a cercare lo scatto di Ceravolo contro Della Fiore, nuovamente la stessa azione di prima, il cross dentro, interessante il colpo di testa di Dideo, alto sulla traversa, bella partita come ci si immaginava. Nuovamente Scozzarella, bella la sua giocata per Ceravolo, Ceravolo il destro alla parata di Silvestri che si salva. Ancora Ceravolo, buono il pallone per Sinigaglia che inciampa sul pallone, Ceravolo il destro, la parata non semplicissima da parte di Silvestri. Paga bene Dideo dalla parte sinistra, Vitale può metterla dentro, rientra Vitale, può crossare di destro, miglietta di testa, poi si esalta Silvestri che smanaccia sopra la traversa. Di destro qui da fuori di miglietta, la parata in bello stile di Silvestri. Vicino al raddoppio ancora una volta la Ternana, entra Bencivenga dunque al posto di Vitale. Però Giancola di Vasto fischia, palla che rimbalza, poi colpisce male di testa Renzetti e alla fine arriva il calcio di rigore per il fallo di Scozzarella contro Brignoli. Il mancino di Cutolo, precisissimo, chirurgico alla sinistra del portiere della Ternana, il 12° gol in stagione per Agnello Cutolo. Molto bella la sua esecuzione, imparabile davvero. Ceravolo se ne va a campo, c'è Bencivenga in mezzo, ancora Bencivenga, il destro! Il vantaggio della Ternana al 14° della ripresa. Bencivenga, il suo primo gol in stagione. Angelo Bencivenga. Dideo. Ragusa. Destro di Ragusa, palla fuori. Anticipato però dall'intervento buono Della Fiore, poi il destro molto bene da Brignoli, può metterla dentro, aspetta forse qualche attimo, poi il cross dentro, il sinistro al volo, interessante, troppo centrale e finisce qui, triplice fischio di Giancola. Dunque si chiude il campionato delle due squadre, la festa può cominciare per la Ternana e arriva il successo nell'ultima giornata con il gol decisivo di Bencivenga.